Frittelle di polenta e provolone DOP allo speck in crema di patate e popcorn di grana padano. Realizziamo l'impasto delle nostre frittelle con della polenta fredda. Aggiungiamo dell'uovo e della farina 00 per creare un impasto omogeneo. A questo impasto andiamo ad aggiungere il provolone DOP grattugiato. Chef, mi scusi una domanda, come mai utilizza il provolone che è un formaggio tipico del Sud Italia? Bisogna sfatare questa cosa, il provolone non è solo un formaggio tipico del Sud Italia perché anche in Veneto abbiamo una produzione di provolone DOP. Ottenuto l'impasto non aggiungiamo sale, solo un po' di pepe perché il provolone ha un gusto salino molto forte. Andiamo a realizzare delle frittelle friggendole in olio caldo. Le doriamo ottenendo queste piccole frittelle molto soffiate e le andiamo ad avvolgere dentro delle fettine di speck molto sottili. Le disponiamo in una placca da forno. Allora, completiamo le nostre frittelline avvolte nello speck e le andiamo a ripassare in forno a 250 gradi per alcuni minuti. Nel frattempo prepariamo i restanti ingredienti. Per completare la nostra ricetta andiamo a realizzare una cosa un po' particolare e simpatica e nuova, i popcorn di grana padano. Per fare questo andiamo ad utilizzare la crosta del grana padano, la raschiamo con un coltello per renderla edibile e poi la tagliamo a piccoli cubettini. Questi cubettini andranno disposti nel piatto del microonde, ben distanziati uno dall'altro, e a 800 watt per 2 minuti e mezzo otterremo questo risultato. Questi sofficissimi popcorn di grana padano. Con questi otterremo la parte croccante del piatto. Ora andiamo anche a cominciare a fare il nostro impiatto. Sul fondo una crema di patate realizzata con delle patate bollite e dell'olio extravergine di oliva e un po' di brodo vegetale, nessun latticino. Disponiamo i nostri popcorn e ora andiamo a prendere le frittelle nel forno. Lo speck si è rosolato, ha rilasciato il suo sapore nella frittella. E andiamo a disporre queste frittelle calde e saporite sopra la nostra crema di patate. Per chiudere, una spolverata leggera di provolone DOP del Veneto e un filo d'olio extravergine di oliva. Il piatto del riciclo, polenta avanzata e crosta di formaggio.